Ciao followers, buonasera a tutti. Continuiamo con la solita rubrica Lesemo qualcosa insieme prima di andare a letto, nuova puntata 50 sfumature di nero in dialetto veneto padovano. 3, 2, 1, ciak, si gira anche questa sera. Sospiro e me volto verso Deo. So così fora di me che a me rabbia se palpabile, un'oscuretità minacciosa che rischia di strozzarmi. Primo, è se un fià che non ti scopo. Un bel fià, me pare. Secondo, volevo entrare nel settore dell'editoria. Dei 4 case editrici qui a Seattle. E a SIP se quea pireditizia, ma si trova anche a un bivio e rischia di fossilizzarsi. Ha bisogno di espandersi. Mio fisso Jade. E il suo sguardo è intenso, persino minaccioso, ma sexy da morire. Poteria perdermi nelle sue profondità d'acciaio. E così adesso tessi il make-up. Oh! E così adesso tessi il make-up. Dico secca. Tecnicamente so il capo del tuo capo. E tecnicamente questa sgrave condotta immorale e il fatto che mi stia scopando e il capo del capo del capo del me capo. In questo preciso momento te desidero litigare. Christian si acciglia perché se un tae coglion e sibilo. Christian fa un passo indietro, sbalordio. Oddio, cosa esagerà? Un coglion, mormora, mentre la sua espressione si fa divertia. Accidenti, so arrabbiato con te, non farmi ridere. Sì, mi sforzo di mantenere un'espressione offesa. Un coglion, e il domanda di nuovo Christian. Stavolta i suoi avari si increspa in un sorriso trattenuto. Non farmi ridere quando che so arrabbiato con te, che grido. Eo sorride, un abbagliante sorriso da ragazzone, e mi non posso fare niente. So Dio sorridere anche a me, addirittura so Dio ridere. Come posso evitare di farmi contagiare da sua gioia? So perché ho un sorriso cretin sua faccia, non significa che non abbia a morte con te, mormoro senza fià, cercando di reprimere il mio risoin da siocca cheerleader, anche se non sono mai stata una cheerleader. E il pensiero amaro mi attraversa la mente e si piega su di me e penso che stia per basarmi, ma invece non lo fa. Strofina il naso fra i miei capelli e ispira a fondo. Come sempre, signorina Steele, te sì imprevedibile. E si scosta e me guarda, gli occhi luminosi per buon umore. E ora, te mi inviterai a salire o gavarò ad appellarmi al mio diritto democratico di cittadino americano, imprenditore e consumatore, di comprare qualunque accidenti de cosa me piaccia, no, me faccia piacere. Ho parlato di questo, che tu parlare questo col dottor Flynn? E ride, voluto farmi entrare o no, Anastasia? Cerco ancora di guardarlo con rancore, mordendomi il labbro. Aiuta, ma sto su Dio sorridere mentre verso a porta. Christian si volta e si congeda da Taylor con un gesto di ammà, quindi laudi e se ne va. Ed è strano vedere Christian grigio nel mio appartamento e sembra massa piccini in pareo. Sono ancora arrabbiato e il suo atteggiamento da stalker non conosce limiti e mi viene in mente che proprio in questo sa che i miei email di SIP e se monitorare. Probabilmente sa di SIP più di quanto ne sappia me. E il pensiero è sgradevole. Cosa posso fare? Perché Cristian sente sto bisogno di tenermi al sicuro? Sono adulta, sono femmina ormai, più o meno, per l'amor del cielo. Cosa posso fare per assicurarlo? O guardo mentre passeia per la stanza come un predatore in gabbia e a mia rabbia si placca. Vederlo qui, nel mio spazio, quando pensavo che avessimo rotto, è fondamentale e confortante.
più che confortante. Io amo e il mio cuore si gonfia di un'esultanza che mi nervosisse e mi inebria. E si guarda intorno, valutando ciò che lo circonda. Beh, appartamento, il dise. Io ga compra i genitori di Kate Parea. E annuisse distrattamente i soci grigi, i si sfrontai e si ferma su di me, fissandomi. Cosa ho avuto da bevere, mormo, arrossendo nervosamente. No, grazie, Anastasia. E il suo sguardo si incupisse. Perché so così agitata? Perché? Perché? Cosa te vuoi fare, Anastasia? Il me domanda dolcemente, muovendosi verso di me, selvaio e ardente. Mi so cosa vorrei fare, aggiunge a bassa voce. Io indetreggio finché non sbatto contro l'isola del cemento di Accusina. So ancora arrabbiato te. Io so. E mi fa un sorrisetto di scuse e mi sciolgo. Beh, forse non te sei così arrabbiata. Vuto mangiare qualcosa? Gli domando e annuisse lentamente. Sì, ti mormora. Tutto al di sotto del mio girovita si contrae. Basta a sua voce passe durme. Ma che sguardo famelico da te voglio qua ora. Mi sta di fronte, senza quasi toccarmi, e il me guarda in gli occhi, inondandomi di calore emanata dal suo corpo. Mi sento soffocare, mi sento confusa e le mie gambe esesimi a gelatina, mentre un oscuro desiderio mi attraversa. Io voglio. Gatto magnanco, e il mormora. Un sandwich a pranzo, mormoro. Non voglio parlare di cibo. E io strinse gli occhi. Gatto, te che hai proprio bisogno di mangiare. In sto momento non ho fame di cibo. E di cosa si to fama, signorina Steele? Penso che Titio sappia, signor Grigio. E lui si protende verso di me e ancora una volta penso che sia Dio per basarmi e invece non lo fa. Uto che te basa, Anastasia? E mi sussurra dolcemente in teareccia. Sì, sospiro. Dove? Dappertutto. Te dovresti essere un fia più specifica di così. Te ho detto che non te toccherò finché non te mi supplicherai di farlo e te mi direi cosa te vuoi che te faccia. So persa. No, non sta giocando lealmente. Per favore, sussurro. Per favore cosa? Toccami. Dove? Dove, piccenina? Dove hai avuto che te tocca? E Elsa è così provocante e provocantemente vicino. E il suo profumo è così inebriante. Allungo una mano e Elsa fa subito un passo indietro. No, no, e mi rimprovera. Io ci improvvisamente spalancai e allarmati. Cosa? No, torna qua. No, scuote a testa. No, del tutto? Non riesco a trattenere il desiderio né a mia voce. Christian il me guarda indeciso e mi sento incoraggiata dalla sua esitazione. Faccio un passo indietro e vago verso de eo. Indietreggia ancora e manso e va come per difendersi, ma ese dio sorridere. Sta attenta, Anna, sta attenta, ese è un avvertimento e se passa una mano tra i capelli esasperà. Qualche volta non te importa, osservo lamentosa, magari può darsi motore un evidenziatore e tracciare a mappa delle zone off limits. E io alzo un sopracciglio. No, hai una cattiva idea, Setto, dove è la tua camera da letto? Io indico con cenno di a testa e se dio deliberatamente cambiando argomento. Stito di odore a pillola. Oh, merda! E a pillola! E il se incupisse di fronte a mia espressione.
No, gemo. Capisso, el dise. E Solavari si strinse una linea sottile. Vien, andiamo a mangiare qualcosa. Oh, no. Pensavo che stessimo due a dare il letto. Mi voglio venire il letto con ti setto. Io so, piccenina. Sorride e all'improvviso si lancia su di me, mi afferra i polsi e mi attira tra i suoi bracci, in modo che il suo corpo prema contro il mio. Te che hai ragione di mangiare, mangerò anche a me, te ne hai proprio bisogno, e mormora, gli occhi grigi e arde nei miei. D'altra parte, l'attesa eserciava della seduzione, e in sto momento so Dio ritardare il mio appagamento. Ah, fino a quando? So già seduta e voglio l'appagamento ora. Te supplico, per favore. E il mio sembra un piagnuco io. E il me sorride affettuosamente. Magna, te si massa magra. E il me basa a fronte me a sandare. Questo zanzugo fa parte del suo pian diabolico. Leovardo Torva. Sono ancora arrabbiata perché te me che comprare e al SIP e sono ancora arrabbiata perché ti si dio farmi aspettare, dico imbronciata. Se stessina signorina arrabbiata, mi so persa. No, tessina signorina arrabbiata, vero? Te sentirei molto meglio dopo un pasto. So dopo cosa che mi sentiria molto meglio. Anastasia Steele, sono scioccato. E il suo tono è dolcemente canzonatorio. Smetti di torme in giro, non ti si di usugare realmente. E il soffoca un sorriso mordendosi il lavaro inferiore. Ha gran aspetto semplicemente adorabile. È il Christian giocoso che si trastulla come libido. È il Christian che so se fosse mi più abile nella seduzione. Non so, ma non so cosa fare. E il fatto di non poterlo toccare mi inibisse. E a me da interiore stringe gli occhi a fessura e a me guarda pensierosa. Che avevamo da lavorare su questo setto. Mentre se guardemo, mi eccitata, preoccupata e bramosa, e io invece si rilassai e divertio a mie spese e mi rendo conto che nel mio appartamento non c'è niente da mangiare. Potrei cucinare qualcosa, so che dovevo andare a fare a spesa. E a spesa? Per comprare qualcosa da mangiare. Ma non te che mica niente da mangiare qua dentro. E la sua espressione si indurisse. Scuoto la testa. Accidenti, sembra proprio arrabbiato. Andiamo a fare spesa e ora, disse severo, mentre se volte si dirige verso la porta, versendo per farmi passare. E con questa vi saluto, alla prossima puntata. Ciao follower!